Buongiorno, benvenuti a questo nuovo appuntamento con la nostra rassegna stampa, anche oggi pronti a sfogliare i quotidiani nazionali e regionali per approfondire le notizie delle ultime ore. Oggi insomma su tutti i quotidiani il racconto è sulla manovra, la manovra di bilancio del governo Meloni, pronta ad essere esaminata in aula, tutto quello che c'è e soprattutto che non c'è in questa manovra, quindi diciamo con le polemiche dell'opposizione, insomma, che ha criticato molto questa manovra del governo Meloni. Addirittura ci sono dissidi anche tra la maggioranza stessa sulle tasse alla casa. E poi abbiamo anche il racconto di politica internazionale, l'asse diciamo, Trump con il mondo occidentale che diciamo, mette all'angolo Putin, che sventola, sbandiera il pericolo del nucleare, ancora tanta cronaca, ancora femminicidi in Italia, e poi tutto quello che è il racconto dello zen delle città pericolose nelle ore della movida. Anche a Catania si continua a sparare. Allora andiamo a vedere subito, partiamo con il primo quotidiano di oggi, cominciamo dal racconto dei quotidiani nazionali. Eccolo qua, il Corriere della Sera, nella prima pagina che vedete inquadrata. Il titolo principale è parte la manovra, così cambia la tassa sugli affitti brevi, ma gli alleati pronti a nuove modifiche in aula. È arrivato l'ok della ragioneria, tagli ai ministeri, c'è la scure su Salvini, il Ministero delle Infrastrutture è uno di quelli più penalizzati, e poi adesso invece gli alleati dicono saremo pronti a modificare il documento ovviamente in aula. L'altra notizia di apertura è Trump contro Putin. Sanzioni più dure, scintille in aula tra Meloni e Elly Schlein, quindi tra governo e opposizione, sulle questioni delle armi a Kiev. Ancora la cronaca, muore accoltellata dall'ex, la controllava da un mese, una 62enne uccisa, colpita al volto al coltellate, l'uomo è finito in manette. Siamo in periferia di Milano, a Bruzzano. Questo è il Corriere della Sera. Andiamo a vedere invece la Repubblica. Trump sfida Putin, titolo diciamo che è abbastanza diretto, sanzioni più pesanti alle big del petrolio, annuncia che non vedrà il presidente russo. C'era un programma, un incontro per avvicinare diciamo, il processo di pace tra Russia e Ucraina, organizzato in Ungheria. L'incontro salta, Zelensky apre il piano americano, pronti al congelamento del fronte. Il segretario della NATO Rutte in visita alla Casa Bianca, questo perché avvicina ovviamente le posizioni di tutti i paesi dell'alleanza. E poi vedete la lite, questa è una foto che fa riferimento all'ennesimo attacco, vedete questo vigile del fuoco dopo l'ennesimo attacco in Ucraina, a Kharkiv è stato colpito un asilo che viene in questa fase, in questa immagine immortalato con il vigile del fuoco che soccorre una piccola portandola via dai luoghi bombardati. Poi lite Meloni Schlein, manovra destra divisa, quindi sottolinea questo aspetto il quotidiano La Repubblica. Scontro tra Giorgia Meloni e Elly Schlein in Parlamento, lei dice getta ombre e fango sull'Italia, dice la Premier, subalterna a Trump, invece ribatte la segretaria del Partito Democratico. Ancora non si placano, insomma, nemmeno le polemiche sui termini usati in questo scontro politico, termini pesantissimi nei confronti del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ieri addirittura in aula, in Parlamento, qualcuno ha usato la parola cheerleader di Trump, quindi insomma scatenando un po' anche una serie di polemiche incrociate. Questa è la prima pagina di Repubblica. Andiamo a vedere la Stampa che diciamo sulla stessa falsariga commenta rottura Trump-Putin sull'Ucraina, Washington lo zar non è onesto ma ora arriveranno le sanzioni e la Russia mobilita le forze nucleari, quindi lo spauracchio del nucleare di cui parlavamo
Parlavamo prima, tasse e bonus, chi vince e chi perde, quindi c'è un'analisi della Stampa, diciamo, con una serie di articoli e approfondimenti che prendono in esame appunto la manovra di bilancio del governo Meloni, quindi sulle tasse, sui bonus, chi ci guadagna davvero, ma soprattutto politicamente chi vince e chi perde. E poi tanta cronaca, come vedete, di spalla, proprio partendo dall'omicidio e le coltellate all'ultima vittima di femminicidio in Italia, in periferia a Milano. Questa è la Stampa. Andiamo a vedere altri quotidiani. Avvenire, eccolo qua, tocca all'Europa. Meloni conferma la linea su Kiev e chiede di cambiare le regole sul Green Deal, pronti a votare no. In stallo invece il dialogo tra Putin e Trump, Putin che minaccia di nuovo l'utilizzo dell'atomica, la tregua è difficile in Ucraina, oggi la questione ucraina, il dossier ucraino oggi sarà sul tavolo del Consiglio dell'Unione Europea, dove ci sarà anche Zelensky. Sempre in prima pagina, diciamo in questo box con la foto, troviamo un riferimento a un premio assegnato dal Parlamento europeo, il premio Sakharov alle voci che resistono. I giornalisti premiati sono in carcere per le critiche al regime di Mosca, quindi questo è una testimonianza vera di ciò che succede, insomma, in alcune parti del mondo dove la libertà di stampa è davvero messa, come dire, messa all'angolo di fronte ai regimi. Strage al largo della Tunisia, questa è una notizia che ci riguarda da vicino, tra i crocevia c'è anche la Sardegna, naufragio con 40 morti, diversi neonati, viaggio nel centro di Monastir. E poi gli affitti brevi e più tasse, siamo sempre su Avvenire, più tasse solo se collegati a piattaforme, ma restano le polemiche, quindi è stata un po' riveduta, rimodulato questo, diciamo, questa manovra nel termine degli affitti brevi, però che era uno dei temi divisivi proprio all'interno del centrodestra, è stata rimodulata ma ancora non piace. Andiamo a vedere allora qualche quotidiano politico che racconta, insomma, questa giornata nella quale è uscita la manovra, tutte le verità di Meloni, perché ieri appunto Giorgia Meloni era in Parlamento, ha parlato alle Camere, non inviamo soldati a Kiev, poi smonta le bugie della Schlein sull'allarme democrazia e dice che la Schlein getta ombre sull'Italia. Questa notizia che troviamo in prima pagina sul Giornale: restano zitti i megafoni della bufala, la mafia Berlusconi. È un pezzo firmato Filippo Facci, un elenco parziale di chi ora tace dopo aver amplificato per 30 anni la narrazione che Fininvest è stata edificata con i soldi della mafia tramite dell'Utri, quindi insomma è stata smontata dalla sentenza della Cassazione, e poi basta querele a Ranucci, ma loro denunciano a tappeto, quindi questo, diciamo, è l'accusa che la destra fa invece ai giornalisti individuati come giornalisti oppositori del centrodestra, da Travaglio a Scarpinato. Questo è il giornale di Sallusti. Andiamo a vedere altri quotidiani di centrodestra, partiamo da Libero. La sinistra s'ammoscia, scontro col Premier in Parlamento, lo scontro, racconta Libero, finisce male perché Conte strilla sulle armi, ma così ricorda a tutti che lui le spese le ha alzate, e Elly Schlein, quindi il Partito Democratico, si ritrova a difendersi per le uscite sul rischio dittatura. Questa è la prima pagina di Libero. Andiamo a vedere invece La Verità, sabotato l'incontro, c'è chi è che riesce a sabotare l'incontro Trump-Putin, tifano contro l'unica iniziativa che può portare alla pace, la nostra stampa. Ecco chi è, la nostra stampa gongola per il rinvio del vertice di Budapest, mentre i geni di Bruxelles pretendono di imporre a Mosca di pagare la ricostruzione come se fosse stata sconfitta sul campo. Atteggiamenti autolesionistici pur di non dare ragione al Presidente degli Stati Uniti. E questo è il racconto diciamo, che fa La Verità sulla questione che riguarda il vertice diciamo, che doveva esserci tra Trump e Putin, poi saltato. Immigrato, violenza
violenta bambina, duri scontri in Irlanda, Modena, Genova, Bologna e Torino, clandestini da paura, quindi il riportato, diciamo il caso riportato tra i confini del nostro paese dalla Verità, ed è un tema che evidenzia anche il tempo, perché mala tempora annun in questo caso, perché il tempo è oggetto di attacchi indiscriminati, diciamo querele e minacce da parte di una comunità islamica, secondo il tempo, guidata da un uomo considerato vicino ad Hamas. Si è sollevata anche qui la polemica politica, c'è chi fa delle interrogazioni, chi vuole addirittura cacciare questo Hanun, Salvini è uno di questi che ha detto va cacciata, e poi la frase shock invece del consigliere del PD di Milano: la lotta armata, quindi il riferimento ad Hamas e ai terroristi, è legittima. Quindi questo è il tempo, un allarme, diciamo, che in questi giorni portano avanti i giornali di centrodestra, dicendo che anche in Italia potrebbe esserci un periodo, appunto una fase di come dire, immigrazione e infiltrazioni nelle zone degli immigrati pericolose. Andiamo a vedere il manifesto, il ballo del mattone, il riferimento appunto è alla legge di bilancio, un po' più alta sugli affitti brevi, ma con eccezioni. Salvini e Tajani annunciano che la toglieranno del tutto in Parlamento, e più che i centri storici e gli inquilini la destra ha a cuore la rendita immobiliare. Andiamola a vedere prima di chiudere cosa c'è dentro questa manovra, la prendiamo su tutti dal Corriere della Sera, eccola qua. Quindi cosa si trova in questa manovra? L'aliquota ridotta dal 35 al 33% per i redditi fino a 50.000 euro, quindi per il cosiddetto terzo scaglione, dal 28.000 ai 50.000 euro, e poi la rottamazione, in questo caso la rottamazione quinquest, e poi aumenti di benzina e sigarette perché saliranno le accise, aumenti soprattutto per il diesel, dicono i ben informati, poi 100.000 euro in più con i residenti stranieri. Insomma, questa è una una misura che riguarda una sorta di blindatura di redditi, insomma, per i residenti stranieri in Italia. Poi la detassazione degli straordinari, minima detassazione, poi più uomini e mezzi per sanità e carceri, più militari e più polizia. Le pensioni invece si allunga l'età di pensionamento, quindi si andrà in pensione più tardi. E ancora congedi, questo aiuta le famiglie dei genitori fino a 14 anni del figlio, per i separati e divorziati, sostegno invece ai senza casa, poi un super ammortamento di 4 miliardi in campo, e tra questi c'è anche il rinvio della plastic tax che non piace soprattutto ai produttori del nostro paese, e poi una stretta sui dividendi, e queste sono le questioni che riguardano le banche. Insomma, tutto questo lo troverete declinato, insomma, con le varie sfaccettature, i vari approfondimenti dei giornali nei quotidiani di oggi. Noi invece ci fermiamo, una piccola pausa, e poi ritorneremo con la lettura dei quotidiani regionali. Entriamo in diretta con la nostra rassegna stampa, nella seconda parte pronti a sfogliare i quotidiani regionali. Partiamo dal quotidiano della Sicilia. Oggi vi ricordo, avevo detto anticipando un po' i contenuti di questa rassegna stampa, oggi ancora tanto racconto della sicurezza nelle città, controlli allo Zen, si spara ancora a Catania, quindi insomma vediamo un po' cosa succede appunto attraverso i quotidiani. Partiamo dal quotidiano della Sicilia, eccolo qua, l'apertura dedicata ovviamente alle parole di Giorgia Meloni in aula. Meloni va alla guerra in aula, nessun soldato italiano a Kiev, poi i nodi della manovra e ancora le bombe su un asilo a Kharkiv, quindi in Ucraina. Zelensky invece apre a Trump sulle trattative di pace. Poi la violenza a Milano, in periferia a Milano, uccisa in strada l'ex marito che la seguiva.
E ancora le novità sul caso Garlasco, lo scontrino di Sempio sotto esame. Ieri il governo Meloni ha festeggiato i 3 anni di governo, appunto uno tra i più longevi della storia della Repubblica. È stato intervistato sul quotidiano della Sicilia il ministro Urso, ministro siciliano, ministro del Made in Italy, che appunto parla dell'Italia come un modello di Sicilia come polo di sviluppo del Mediterraneo, quindi un nuovo modello, insomma, per l'industria. Questa è la prima pagina della Sicilia. Andiamo a vedere però, anzi noi facciamo vedere sempre dalla prima pagina un caso che sta destando molto scalpore: infezioni dopo gli interventi di cataratta, aperta un'inchiesta dai PM di Catania, 30 ricoverati con lesioni gravi in più ospedali, adesso rischiano la vita questi pazienti. Vi faccio vedere cosa è successo da un articolo dentro il quotidiano, appunto all'interno delle pagine. Si tratta di un batterio, l'Enterococcus fecalis, che addirittura può causare la perdita dell'occhio. 30 i pazienti che si sono rivolti a un centro privato nel catanese, adesso rischiano la vista. La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta, ma che cosa è successo? Allora, questi pazienti, secondo la Procura di Catania, sono andati, quando sono stati rilasciati dopo l'intervento, sono stati rimandati a casa, hanno subito delle complicazioni. Si sono fatti poi ricoverare sono andati a chiedere aiuto in altri ospedali catanesi. Al Canizzaro di Catania, ad esempio, ci sono 4 ricoverati, al San Marco ce ne sono altri 6, al Policlinico Rodorico San Marco, e poi altri in altri ospedali. Ora, adesso il pericolo è che questo virus questo batterio si possa diffondere anche agli ospedali pubblici, quindi c'è grande attenzione. Le infezioni, c'è anche un intervento dei consumatori che chiedono chiarezza. Le prime ipotesi formulate in ambito medico parlano di una possibile contaminazione ambientale o di carenza nelle pratiche di sterilizzazione del materiale chirurgico. Vedremo cosa succederà, insomma staremo ovviamente, seguiremo il caso. Andiamo a vedere invece la prima pagina della Sicilia di Catania. Stupro nel parcheggio, 2 condanne. Pubblica la Sicilia, la violenza sessuale avvenne dopo una serata in discoteca a Mister Bianco nel 2018, sono arrivate, pensate, dopo 7 anni le condanne a questi stupratori. E poi colpi di pistola, Lena Notte, clima da Far West, spara il librino in via Plebiscito. Poi tante notizie che riguardano la provincia. C'è questa che vi sottolineiamo: c'è un consiglio comunale paralizzato, il consiglio comunale di centrodestra, il sindaco Trantino, paralizzato dagli stessi alleati che chiedono ovviamente carte di scambio, insomma politiche, al sindaco dopo aver chiesto per tante settimane il rimpasto della giunta. Vi sottolineiamo anche tra le notizie di taglio alto questa notizia qui che riguarda i sogni di Antonio Presti, il mecenate che ha speso tutta la sua vita per riqualificare le periferie, in questo caso Librino, quindi i sogni di Presti diventano realtà. Ieri festa per 3.000 bambini per l'installazione di nuove opere d'arte appunto nel quartiere periferia di Catania. Una notizia importante in un momento in cui appunto le periferie e i quartieri soffrono. Andiamo a vedere un altro giornale, il giornale di Sicilia. Lo Zen passato al setaccio, carabinieri, finanzieri e poliziotti in azione, arresti e denunce, droga e armi. E poi sul caso dell'omicidio di Paolo Taormina, ucciso appunto il proprietario del locale, figlio del proprietario del locale, uscito per sedare una rissa davanti al suo locale. Adesso si indaga anche sugli atti che hanno preceduto la tragedia. È stato arrestato l'autore del delitto, però si vuole capire, si vuole chiarire cosa è successo prima, perché prima c'era stata la rissa appunto sulla quale era intervenuto Paolo Taormina, preso a schiaffi, era vittima o complice, quindi per trovare il movente decisivo il ruolo del giovane col gilet bianco che si vede appunto nelle fotografie e nelle immagini di videosorveglianza del locale. Poi questa notizia in basso: Tuccio D'Urso, ex ingegnere del Comune di Catania, dirigente della regione, sequestrati 140.000 euro, l'accusa è di peculato per compensi non dovuti durante la pandemia. Adesso la vedremo in pagina. Poi la regione
apposta soldi anche per rinnovare l'iniziativa del Sicilia Express, il treno che porta i pendolari o comunque i residenti siciliani al nord o che studiano, comunque che vivono al nord a casa durante le feste di Natale e poi riportarle subito dopo le feste. Quindi il ritorno low cost per Natale, il treno dei fuorisede alla quarta edizione, finora sempre sold out. Questo è il Giornale Sicilia. Nella prima pagina andiamo a vedere la Gazzetta del Sud, l'Ars paralizzata dai franchi tiratori, apre con la politica la Gazzetta del Sud nell'edizione siciliana, quella di Messina, il centrodestra evita di affrontare le riforme strutturali e tra gli alleati prevale la diffidenza. Anche queste sono questioni che saranno affrontate lunedì prossimo in un nuovo vertice di maggioranza. Il naufragio in Tunisia, anche i neonati tra i 40 morti. Poi vediamo, questa è la prima pagina del giornale con tutte le altre notizie che riguardano appunto la cronaca nazionale ed internazionale. E c'è questa notizia che troviamo in basso che riguarda la CR, la squadra di calcio del Messina, l'ex patron Sciotto denuncia per truffa Sissé e Alaimo, si sono rivelati dei veri e propri truffatori, dice Sciotto, che ha presentato in procura una denuncia contro la AAD Invest per truffa a carico di Sissé, Chateau e Stefano Alaimo. Quindi chi vuole può approfondire attraverso il quotidiano questa notizia. Noi invece vi facciamo vedere all'interno la notizia che riguarda Tuccio D'Urso, peculato, si liquidò 140.000 euro, scatta il sequestro per l'ex ingegnere del Comune di Catania, il burocrate che da pensionato fu nominato dal governo Musumeci commissario per l'emergenza Covid. L'inchiesta della finanza ha acceso i riflettori sul piano varato per potenziare la rete ospedaliera. Sembrerebbe che insomma, lui si sia liquidato appunto 140.000 euro di competenze che secondo la finanza non gli sarebbero spettati. Lui invece replica: ho piena fiducia nella giustizia, nessuna regione in Italia ha conseguito i risultati della Sicilia, e quindi dice tutti avevano questi soldi diciamo, in più come diciamo, incentivo, anche io avrei dovuto averli e lui se l'era autoliquidati. Quindi vedremo come finirà questa vicenda. Poi andiamo a vedere invece la Repubblica di Palermo, che tiene lo Zen in taglio alto, nuovo blitz, 2 arresti e 56 condanne, polizia e carabinieri cercano armi e droga, quindi un arsenale, i provvedimenti colpiscono gli abitanti abusivi e poi c'è sempre allo Zen un sondaggio che sempre riguarda appunto le periferie pericolose, la movida violenta. È stato chiesto ai ragazzi di un liceo se percepiscono una città sicura. La risposta è stata ovviamente no, Palermo non è una città sicura, lo vedremo in pagina. Poi c'è questa inchiesta diciamo, che sta seguendo ormai da giorni diciamo, dopo la denuncia del deputato Lavardera, che ha trovato all'interno della società italo-belga diciamo, delle situazioni poco chiare, anche vicine, diciamo, anche con presenze di persone vicine a esponenti della mafia. Sulla italo-belga, quindi la società che gestisce la spiaggia di Mondello, si spacca Forza Italia, il caso finisce all'antimafia. Nel mirino le infiltrazioni nell'appalto con i fondi del PNRR, l'assessore Tamaio dice si vuole infangare Mondello e quindi non ci sta e denuncia. Invece l'ombrellone è l'ombra del capoclan, questa è l'inchiesta appunto che ha condotto oggi che sta conducendo in questi giorni Palazzolo e che ha evidenziato altre criticità appunto in questa gestione della spiaggia. Poi una notizia in prima pagina. Una curiosità, Hard Rock Café arriverà a Palermo, mentre il food vola, gli altri negozi a picco, quindi chiudono, si abbassano le saracinesche perché appunto in centro ormai non aprono più negozi se non botteghe di natura alimentare, quindi ristoranti, pizzerie, pub, paninerie che diciamo, certamente arricchiscono di offerte il centro storico, ma che si popolano soprattutto la sera e che rendono appunto questi luoghi della movida poco controllati anche dal punto di vista commerciale. Quindi questo è insomma il racconto che fa la Repubblica. Andiamo a vedere allora scusate, questo racconto. Grandi marchi e fondi stranieri scommettono sul centro città, ma fuori dal settore food e crisi. In 5 anni persi 5.500 posti di lavoro. Questa è la denuncia
che fa la Repubblica. Poi usura e stress da lavoro, alto rischio per le cassiere e gli infortuni aumentano. Questo è il rapporto dell'ASP sulla situazione a Palermo. Rispetto allo scorso anno gli incidenti sono già aumentati e non è l'unico caso quello di Palermo. Vediamo sempre all'interno del giornale La Repubblica di Palermo la questione che riguarda le persone, diciamo, che hanno un ruolo poco chiaro in questa gestione della società italo-belga. Assunzioni e appalti, le mani dei Genoa. I Genoa sono i boss, i storici boss della zona. Sulla spiaggia di Palermo, punti oscuri della vicenda che vede al centro la società che gestisce i lidi. La prefettura indaga sui rapporti con i boss. E chi sono questi protagonisti dell'inchiesta? C'è un bagnino che aggredì Lavardera quando si presentò per diciamo, far togliere i tornelli, ed è nipote del boss Salvo Genova. Poi c'è Girolamo Genova, un dipendente, un costruttore che ha denunciato le pressioni del boss biondino per usare i mezzi della italo-belga, e ancora l'impresa, la GM Edil della famiglia Genova, che svolge i lavori più importanti per conto dell'immobiliare italo-belga, e poi il capoclan fra i dipendenti della ditta GM che ristruttura il Palace con i fondi del PNR, anche il boss Bartolo Genova. Quindi insomma tante criticità che non sono sfuggite al racconto di Repubblica. Vi faccio vedere due notizie per chiudere. Una la prendiamo dalla Sicilia di Catania. Oggi alle 12 il verdetto per Torre del Grifo, in gara la società del Catania di Pelligra e la società di imprenditori catanesi che si sono riuniti appunto in questa SRL che si chiama Aurora. Oggi si saprà qualcosa in più, ovviamente. Il patrono australiano non vuole rinunciare, la cordata dei catanesi pronta a rimanere in competizione. Altra notizia la prendiamo dalla Repubblica di Palermo. Vi faccio vedere le immagini della festa Rosanero, perché appunto il Palermo festeggia 125 anni di storia con immagini, iniziative tutte in piazza, in questo caso in piazza Ruggero VII. Questa è l'ultima notizia per quanto riguarda la nostra rassegna stampa. Vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo buon proseguimento di giornata a tutti.